E noi diamo il benvenuto alla nostra amica di Telechiara, Marisa Sottovia del Comitato Spontaneo di Vigo d'Arzere, che in più di un'occasione è venuta a presentarci le 1000 iniziative di questo comitato e oggi in particolare delle lezioni sulla storia del territorio. Partiranno il 22 gennaio, di cosa si tratta? Sì, intanto grazie, buongiorno a tutti. Si tratta della sesta edizione di un ciclo di incontri di storia veneta dove si trattano vari argomenti che si tengono a Vigo d'Arzere presso il centro parrocchiale con inizio appunto sabato prossimo e ci sono vari argomenti di cui appunto diamo notizie. Il primo molto interessante è all'origine dei Veneti antichi, sarà la relatrice la professoressa Loredana Capuis, docente dell'Università di Padova, e ci condurrà in questo viaggio lontanissimo nel tempo a vedere da dove veniamo. Incontri di arte ma anche di gastronomia. Io qui leggo la cucina veneta nei secoli, in cui impareremo anche a conoscere delle curiosità, ad esempio quando è arrivato il caffè a Venezia. Certo, una curiosità appunto di carattere di gastronomia molto interessanti, ce ne parlerà il professore Giampiero Rorato, esperto appunto di cucina, e lui appunto ci illustrerà i piatti antichi di una volta, cosa mangiava il doge, cosa mangiava la nobiltà, ma anche cosa mangiava la gente comune. Il caffè che è arrivato intorno al 1600, grande bevanda, così un po', si era un po' timorosi insomma di questa bevanda, invece poi è stata gradita ed è entrata un po' nelle tavole, nei bar nostri di tutti i giorni. Poi passeremo invece a conoscere quella che è stata la diplomazia veneta, diplomazia veneziana molto importante, che è stata una delle prime diplomazie dove da queste fonti, da queste relazioni che pervenivano dal mondo orientale, appunto, c'erano notizie che interessavano non solo la Repubblica di Venezia, ma anche altri stati europei che non avevano una diplomazia così sviluppata. Poi passiamo ancora sabato. Due donne importanti anche, leggo qua. Caterina Cornaro e Elena Lucrezia Corner. Certo, allora Caterina Cornaro d'obbligo, morta nel 1510, quindi 500 anni dalla morte. È bene ricordare questa regina della Repubblica, sfortunata perché ha perso il marito, ha perso il figlio e poi è stata costretta a ritornare, a far rientro nella Repubblica a Venezia e poi è stata così sistemata, diciamo, ad Asolo, in questa corte d'Asolo, che è stata molto importante, e qui conosciamo la donna e anche in veste istituzionale, perché lei ha governato per circa 10 anni a Cipro con molte difficoltà, però si era affezionata a questa terra, era stata anche bene accolta e le è dispiaciuto moltissimo tornare a Venezia, però la ragione di Stato prevale sui sentimenti e su così il buon inserimento ed è tornata a Venezia. E poi un'altra donna importante è Elena Lucrezia Corner Piscopia, questa sfilza di nomi, perché è importante? Perché è la prima donna laureata al mondo nel 1678 presso l'Università di Padova, e quindi ecco, è bene ricordare un po' anche il sistema scolastico che vigeva tanti secoli fa e ricordare questa donna straordinaria, veramente un po' sfortunata perché è morta giovane. Però ha avuto questo primato appunto di laurearsi in filosofia. Voleva laurearsi in teologia, ma insomma non è stato possibile, ha dovuto accontentarsi, tra virgolette, della laurea in filosofia. Poi l'ultimo del ciclo di incontri riguarda i navigatori veneziani, in modo particolare Pigafetta. Sì, sono tanti ovviamente, però ecco, non si possono così trattare in un unico incontro. Allora partiamo da Antonio Pigafetta, questo grande navigatore vicentino che ha dato molte conoscenze, fornito molte conoscenze nel campo della navigazione, poi passeremo ad altri, Marco Polo, da Cabotto e via via, insomma ecco un argomento molto interessante anche questo. E poi così facciamo un cenno anche a Cima di Conegliano. L'arte, questo grande pittore che è stato celebrato l'anno scorso nella sua città appunto Conegliano, e rendiamo omaggio anche noi attraverso un pittore straordinario che è Sergio Favotto, pittore monumentalista, quindi ecco, una persona veramente straordinaria, e ci tenterà di far capire chi è stato Cima nella pittura e nel suo paesaggio, nella sua Conegliano.
Voi tra l'altro come comitato siete molto attenti alla salvaguardia del territorio e anche alla conoscenza e alla divulgazione dell'arte territoriale, quindi organizzate anche delle gite. Sì, infatti, ecco, ci saranno anche 3 uscite, andremo a vedere la mostra qui a Padova presso Palazzo Zabarella da Canova Modigliani e poi andremo a vedere la Basilica di Sant'Antonio, ecco questo grande sito conosciuto in tutto il mondo e poi anche l'Oratorio di San Giorgio che è vicino ovviamente ed è uno scrigno di arte e di storia, forse un attimino, cioè un po' così, che si conosce meno, ma insomma importanti queste. Poi per finire andremo al Teatro Fenice di Venezia, questo è stato veramente una visita richiesta da molti appassionati che appunto vogliono conoscere un po' meglio la storia del teatro e vedere anche questo teatro perché molti per coincidenza non l'hanno visto. Quindi ecco, sono degli incontri direi interessanti, aperti a tutti. Ripetiamo dove e quando inizieranno? Sì, allora sabato prossimo, 22 gennaio, ore 16 pomeriggio, presso il centro parrocchiale di Vigo d'Arzere, sono liberi, aperti a tutti e quindi vi aspettiamo numerosi come sempre del resto ed è un pubblico che si sta affezionando e con questo ciclo quest'anno noi vorremmo anche dedicare un pensiero a una persona che non c'è più, uno storico, un maestro di vita e possiamo dire anche un amico, perché veniva a Vigo d'Arzere sempre volentieri e con tanto entusiasmo e con tanta passione. Ci riferiamo al professor Bortolami che è scomparso il 3 novembre, quindi poco tempo fa, e lo ricordiamo appunto attraverso anche queste iniziative perché a Vigo d'Arzere ha dato molto, ha entusiasmato molte persone, ha suscitato tanta passione per la storia e penso che abbia avuto il merito di aver portato fuori dell'università, fuori dell'istituzione accademica, la storia, così come la sapeva presentare lui in forma molto semplice, ma appunto in una forma molto passionale che appunto tanti e tante persone chiedono appunto che venga ricordato e così abbiamo ritenuto opportuno fornire un pensiero al grande Sante Bortolami. Io ringrazio Marisa Sottovia, anzi la invito a tornare da noi al più presto possibile per dilettarci con altre iniziative del Comitato Iperattivo di Vigo d'Arzere. Ringrazio ancora Marisa Sottovia, vi lascio all'Almanacco e al Meteo e noi ci rivediamo domani.